Vogliamo accostarci alla parola del Signore, amen. Andiamo a leggere insieme un passo, così come lo troviamo in Luca, capitolo 24, dal verso 13. Alleluia. Luca, capitolo 24, dal verso 13, lo leggeremo fino al verso 43. Alleluia. È nostra abitudine non mai alzarci in piedi per la lettura della parola del Signore. Facciamo questo per rispetto della parola. Alleluia. Inizio a leggere, a Dio sia la lode. Amen. 2 di loro se ne andavano in quello stesso giorno in un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e parlavano tra loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre parlavano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti, così da non riconoscerlo. Egli domandò loro: di che parlate fra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, di nome Cleopa, rispondendo gli disse: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono avvenute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo. E come i capi sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele. Invece con tutto ciò, ecco, il terzo giorno da quando sono avvenute queste cose. È vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo sono venute dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non era necessario che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse andare oltre. Essi gli fecero forza, dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e spezzatolo lo diede loro. Allora gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Ed essi dissero l'uno all'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi, mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? E alzatisi in quella stessa ora, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli 11 e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone. Essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato riconosciuto da loro nello spezzare il pane. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate,
perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per la gioia non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui nulla da mangiare? Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi pure. Alleluia, un passo della scrittura, un brano che ci ricorda che Gesù è veramente risorto. Amen? Amen. Gloria a Dio, ancora oggi Gesù è risorto ed è vivente. Alleluia. Vogliamo però renderci conto di questa gloriosa verità. Alleluia. Abbiamo letto di questi due discepoli così tristi che si erano lasciati andare a un pessimismo devastante. Ora, io credo che come credenti non dobbiamo essere pessimisti, perché non possiamo essere pessimisti. Amen. Amen. Come credenti sicuramente non siamo immuni da difficoltà, da problemi vari, ma abbiamo il Signore che è veramente risorto. Alleluia, e è vicino a noi e che dimora dentro di noi, che può fare ogni cosa. Amen. Che può cambiare le circostanze. Ecco, perché lasciarsi travolgere da un pessimismo che è devastante per la fede, per la testimonianza? Il pessimismo ci abbatte. Gesù invece intende incoraggiarci ogni giorno. Amen. Alleluia, sta a noi scegliere se avere fiducia in Lui ogni giorno o lasciarci andare verso una tristezza e un pessimismo che non gioverà mai a nulla, se non a deprimerci. Gloria al Signore. Vedete, Gesù era risorto e c'erano questi due discepoli, uno dei quali si chiamava Cleopa, e camminavano l'uno accanto all'altro e si spostavano da Gerusalemme verso Emmaus, erano questo villaggio distante, circa 12 chilometri da Gerusalemme, e parlavano tra di loro, ma non per incoraggiarsi, parlavano tra di loro per deprimersi sempre di più, finché avviene un avvenimento sensazionale. Gesù appare accanto a loro e si mette in cammino con loro. Gloria a Gesù. E la scrittura ci dice che i loro occhi erano così impediti che non riuscirono a riconoscere Gesù che si presentò vivente accanto a loro. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Quante volte somigliamo a questi discepoli? Gesù è accanto a noi, ma restiamo chiusi nella nostra disperazione. E non importa se qualcuno magari sente la necessità e il bisogno di chiamarti, incoraggiarti, perché qualunque cosa ti dica sembra inutile, non capisci niente. Ma dai sorella, coraggio, dai, il Signore è buono. Tu non capisci niente. Tu non capisci quello che io sto attraversando. Io ti sto parlando di una speranza vera, certa, sicura. In mezzo alle tue difficoltà io ti sto dicendo, ti sto ricordando che Cristo ancora oggi è vivente. Ti sto dicendo, rivolgiti al Signore. E ti sto dicendo anche insieme, se vuoi, preghiamo il Signore. Alleluia, è inutile chiuderci in una disperazione. Per che cosa? Per deprimerci, per vedere sempre tutto nero e una via d'uscita non c'è. C'è sempre una via d'uscita, e se non c'è, io ti dico, qualcuno è capace di creare una via d'uscita. Questo qualcuno si chiama Gesù. Se tu lo cerchi, se tu lo preghi, se tu chiedi l'impossibile a colui che è il Dio dell'impossibile,
l'impossibile ti sarà dato. Alleluia. Amen. Alleluia. Però a volte i nostri occhi sono impediti, non riusciamo a vedere che il Signore in qualche modo ci sta parlando, ci è vicino. Alleluia, leggiamo la Bibbia e quando anche un verso ci parla dell'amore di Dio sembra che non è quello che vogliamo sentire. No, quello di cui abbiamo bisogno di sentirci dire è la parte del Signore: io ti amo, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Anche in questa difficoltà sappi, io sono il Signore. Amen. Alleluia, alleluia. I loro occhi erano impediti e Gesù prende l'iniziativa. Di cosa state parlando? Di che parlate per la via? E grazie a Dio perché Egli prende sempre l'iniziativa. Non ci lascia in balia di quello che noi siamo, dei nostri errori, del nostro modo di vedere le cose, ma vuole aiutarci sempre. Ci sostiene, ci aiuta, ci incoraggia. Amen? E troverà sempre il modo, il Signore, di tirarci su. Solo un appello: non rifiutare mai la mano di Dio. O per rabbia o per disperazione, non rifiutare mai la mano di Dio. Alleluia, afferra quella mano. Gloria a Gesù. Di che cosa state parlando durante il cammino? Ma tu non lo sai. Cosa è successo? Stiamo parlando di Gesù, grande profeta. Era un profeta potente, ma era accanto a loro, era e sarà sempre. Amen? Amen. Ci crediamo, gloria a Dio. Alleluia. E tu non sai, noi seguivamo lui, eravamo suoi discepoli, è morto, non c'è più, ed era accanto a loro. Vedete il pessimismo come acceca? Ci fa vedere cose strane, non ci fa vedere una luce, una speranza. Il credente deve essere invece ottimista. Amen. Perché il credente crede in Gesù. Amen. Amen. Abbiamo fede in Cristo Gesù. Amen. E qualunque cosa vuoi chiedere dal Padre nel mio nome, io la farò. Alleluia. Quindi c'è sempre una speranza. Amen. Alleluia. E Gesù con pazienza parlava con questi due. Finché poi qualcuno direbbe, perde la pazienza. No, non lo so se perde la pazienza, ma io leggo che Gesù a un certo punto gli dice: "Oh insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto." Insensati, lenti di cuore a credere. Spesso siamo così, è vero, insensati e lenti di cuore a credere. Alleluia, invece vogliamo essere pronti a credere. Amen. Alleluia. Non era necessario, parla ancora Gesù, che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria, e con pazienza, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Che pazienza al Signore. Guardate, cominciare da Mosè e finire con tutto il Vecchio Testamento, i profeti, non so quante ore siano passate, ma Gesù non si è stancato di ricordare loro le cose che lo riguardavano nella scrittura. Alleluia. Alleluia. E io ti dico, leggi di più la parola di Dio. Passa del tempo anche a casa leggendo la parola di Dio. Amen. Sforzati di leggere la parola del Signore, perché questa parola ti ricorda, ti rammenta che Cristo è vivente. Alleluia. A un certo punto questi discepoli sentono qualcosa nel loro intimo. Quando stavano per arrivare, Gesù fece come se volesse andare oltre. Va bene, vi lascio, adesso voglio andare oltre, voglio allontanarmi, ma essi lo presero per forza, come dire,
si imposero perché la loro presenza, la presenza di Gesù, rincuorava il loro cuore, no? Lo incoraggiava. E gli dissero: rimani con noi, perché si fa sera. E il giorno è già declinato, sta per finire il giorno, è già finita la luce del giorno, adesso affronteremo la sera, rimani con noi. Alleluia, che bella richiesta, rimani con me, Signore. In questo momento di difficoltà nella mia vita, rimani con me, non mi lasciare. L'hai detto mai al Signore? Alleluia, rimani con noi, Signore. E cosa fece Gesù? Rimase con loro. Entrò per rimanere con loro. Alleluia. Gesù vuole rimanere con te e vuole rimanere sempre con te nella tua vita. Condivide un pasto con i discepoli. Quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane e lo benedisse e spezzatolo lo diede loro. E a questa azione, dopo questa preghiera di benedizione da parte di Gesù, gli occhi di questi discepoli furono finalmente aperti. Lo riconobbero quando spezzò il pane. Alleluia. E poi scomparve dalla loro vista, si allontanò. Alleluia. E poi dissero l'uno all'altro: ma non sentivamo ardere il nostro cuore mentre egli ci parlava? Quando eravamo tristi, il nostro cuore ardeva quando c'era la sua presenza. Io ti dico, quando c'è la presenza del Signore, anche le circostanze negative diventano opportunità veramente di sperimentare la presenza di Gesù. Amen. Alleluia, gloria al Signore. Poi andarono a cercare gli altri discepoli, gli 11, mentre erano insieme. Abbiamo letto che Gesù apparve ancora una volta. Gesù apparve, scomparve, appare. Non ha bussato alla porta. Fatemi entrare, sono Gesù. Ma appare lì, in mezzo a loro. Come abbia fatto non lo so, ma so che Lui è il Dio. Alleluia, anche se non lo vediamo con i nostri occhi materiali, quando siamo insieme, sappiamo che la Sua presenza è in mezzo a noi, vero? Alleluia. E sappiamo che quando c'è Lui, tutto è possibile. Amen? Ecco che se abbiamo veramente fede nel Signore, le nostre aspettative vengono esaudite. Tutto ciò che ci aspettiamo che il Signore possa fare per noi verrà fatto, perché Egli vuole farci del bene. Amen. Alleluia. Quando appare Gesù in mezzo ai discepoli, li saluta: pace a voi. Qualcuno mi ha detto: ma perché vi salutate pace? Perché Gesù ha salutato i discepoli così: pace, pace a voi. Gli altri del mondo si salutano buongiorno, buonasera, ciao, che vuol dire? Schiavo, schiavo tuo, letteralmente. Ciao vuol dire schiavo tuo, ma noi non siamo schiavi di nessuno, perché Cristo ci ha liberati. Amen. Amen. E sinceramente è meglio sentirmi dire pace a te, che ciao. Alleluia, gloria a Dio. Salutiamoci con la pace del Signore. Amen. E vi dico un'altra cosa: non vergogniamoci di salutarci con la pace del Signore anche quando ci vediamo fuori dalla chiesa. Mi è capitato di incontrare qualcuno: pace. Pace del Signore, no? Pace, fratello. È più bello così, no? Pace, cara, pace. Dio vi benedica. Pensa, gli altri ascoltano, no? E anche se non ti dicono nulla, rifletteranno su questo. Ma che vuol dire pace? Pace a te, Dio ti benedica. Per gli altri sono cose strane. Per noi è qualcosa di normale, no? O no, fratello? Non vergogniamoci, salutarci, pace.
perché è il valore più bello che possa esserci nell'umanità. Alleluia. Siete d'accordo? Pace. Amen. Il mondo parla di pace e fa guerra. Gesù ci parla di pace e Lui è la pace, la vera pace al nostro cuore. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Ancora trova questi discepoli, questa volta non erano più 2, ma erano 11 più Cleopa e gli altri, insomma era qualcuno di più, ed erano turbati. Qualcuno era anche felice di vedere Gesù, ma pur essendo così felice non credeva ai propri occhi, ma è proprio lui, che disagio. E Gesù ancora una volta si cala alla nostra dimensione umana per farsi comprendere e gli dice: oh, guardate le mie mani, i miei piedi, non sono uno spirito, non abbiate paura, guardatemi. E guardavano, ma erano ancora turbati. E poi gli dice: ah, sentite, io ho fame, voi avete fame? Avete qualcosa da farmi mangiare? Perché Gesù si cala per farci comprendere quanto siamo preziosi per Lui. E tante volte non riusciamo a comprenderlo né a accettarlo. Noi siamo preziosi per Lui. E proprio in virtù di questo che dobbiamo crederci, perché lo sentiamo, perché crediamo nel suo sacrificio, che Egli è morto per noi. A me non ci sia pessimismo nella nostra vita, ma anche nelle situazioni più tragiche. Dai gloria a Dio. Invoca il suo nome. Onoralo. Esponi il tuo bisogno. Abbi fiducia nel Signore ed Egli opererà. Non lasciamoci abbattere dalle difficoltà, anche se le tocchiamo con mano. Le difficoltà sono reali. Io ti dico, Gesù è altrettanto reale. Amen. E anche se le difficoltà sono enormi, forti, quando le guardi, ti confondi, alza ancora lo sguardo verso il cielo, ancora più su della difficoltà. Da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. Amen? Amen. Gloria al Signore. Dio ci dia grazia di essere ottimisti. Cristianesimo è ottimismo. L'Evangelo portalo a essere ottimisti. Perché in un mondo che vive nelle guerre, nel peccato, nella disubbidienza, nella corruzione, tu gli dai una parola speciale che è l'Evangelo. Una buona notizia vuol dire, letteralmente Evangelo vuol dire buona notizia. E ti dico, annunciando Gesù, che c'è speranza. Non guardare al mondo, ma guarda Gesù, Lui ti ama, ha dato la sua vita per te e vuole portarti nel cielo. Amen. Alleluia. Se sei nelle difficoltà, nella prova, nella malattia, volgi il tuo sguardo a Cristo. Alleluia. Io ti porto il messaggio di Cristo, quel messaggio che Cristo stesso ha divulgato. Amen. E che Lui stesso era il messaggio di Dio. Alleluia. Portava speranza dove speranza non c'era. In lungo e in largo, camminando a piedi tutta la Palestina e giungendo fino ai confini, oltre, andando persino ai nemici del popolo di Israele, Lui ha fatto sempre del bene. Amen. Ha guarito, ha portato la luce e ancora questa luce è in mezzo a noi. Amen. E io ti dico, non essere triste, spera in Dio, abbi fiducia nel Signore, perché Dio è onnipotente Amen. Amen. e Cristo è veramente risorto. Amen. Alleluia, amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore. Alleluia.